Marta Dassù, gli Stati Uniti, abbiamo sentito le parole del presidente americano Biden, accusa Putin di genocidio, si discute molto di crimini di guerra, in ultimo di bombe al fosforo sganciate su Mariupol, Zaporizhzhia, ovviamente accuse che andranno verificate. E come sta gestendo il presidente americano questa fase della guerra? Ha cambiato atteggiamento tra la prima e la seconda fase? Ma l'atteggiamento di Biden è andato via via indurendosi contro Putin in modo particolare, abbastanza comprensibilmente, con quelle che vengono considerate a tratti anche delle gaffe, ma che rivelano l'animo profondo con cui Biden guarda a questa guerra, e cioè l'idea precisa che Putin abbia compiuto un atto del tutto intollerabile. Io credo che il diritto internazionale ci dirà che esistono dei crimini di guerra, l'abbiamo visto a Bucha, abbiamo visto benissimo cosa significhi. Ieri ancora Putin ha negato, ha parlato di fake news, ma le indagini del Tribunale Penale Internazionale, della Corte Penale Internazionale sono già cominciate, mentre credo che il diritto internazionale non ci dirà che questo è un genocidio, perché la definizione di genocidio ha delle altre caratteristiche, così come non credo che si possa parlare di genocidio nel Donbass dal 2014 ad oggi. Quindi ci sono scambi di accuse che si dimostreranno infondate, ma certamente la questione dei crimini di guerra esiste. Ieri Putin l'ha utilizzata per dire che proprio questa questione rende più difficili i negoziati, assieme alla richiesta da parte di Kiev di nuove garanzie internazionali di sicurezza. Ha individuato questi due motivi per quella che lui considera la parziale sospensione, insomma il punto morto a cui sono arrivati i negoziati. C'è un aspetto che mi ha colpito.